Vincenzo Cosso, autore della monografia A Night at the Theatre, com'è andata la serata? È stata una serata magnifica, emozionante. Probabilmente le parole non sono sufficienti, per quanto sia banale dirlo, non sono sufficienti per descriverlo, perché davvero l'energia che mi hanno trasmesso i ragazzi, il pubblico e le reazioni alle nostre parole sono stati magnifici. Veramente io credo che non ci siano termini adeguati, ma siamo davvero felici di quello che abbiamo visto e sentito stasera e siamo davvero emozionati per quello che abbiamo vissuto. Credo che realizzerò tutto quanto forse fra qualche giorno, però è stato un momento davvero importante per la mia esistenza e per la mia attività letteraria e artistica, quindi davvero provo grande gratitudine. Una casa editrice importante, l'Arcana. Rivolgiamo un pensiero anche a questa casa editrice, ovviamente, che ha accettato di pubblicare il tuo libro. Sì, io sono grato all'Arcana, a tutti i referenti, dall'editor al manager che ha seguito la nostra parte contrattuale, fino ad Angelo, il responsabile dell'ufficio stampa dell'Arcana. Davvero profonda gratitudine per questa scommessa che stiamo cercando di vincere con la pubblicazione di un libro che è unico nel suo genere, un libro unico al mondo per la tematica che affronta nell'ambito della letteratura molto ampia dedicata in questi anni ai Queen. Quindi orgoglio e gratitudine nei confronti di questa grande e storica casa editrice italiana. Ovviamente il libro è arricchito dalle tavole del disegnatore Antonio Lucchi. Com'è nata questa collaborazione? Ne abbiamo parlato anche stasera e ricordiamolo, insomma. Sì. Sin dall'inizio ho pensato di arricchire dal punto di vista visivo quest'opera con delle tavole illustrate, e chi meglio di Antonio Lucchi. Noi siamo praticamente amici da diversi anni, abbiamo giocato a calcetto insieme, abbiamo esordito nella stessa band negli anni 90 quando abbiamo iniziato entrambi un percorso musicale, e quindi sono ritornato alle origini attraverso questa collaborazione con Antonio, che ha realizzato 5 capolavori, dalla copertina alle 4 tavole interne, che hanno davvero impreziosito quest'opera e l'hanno resa un libro multimediale, quindi un sogno che si realizza.